Indipendentisti veneti, nuovo passo in avanti nella marcia verso il referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto. L'atteso conto corrente regionale è stato aperto e stamane alle 8 il primo versamento di 30 euro, quota minima 20 euro. A dargli il via ai versamenti un esponente dell'NCD Fabio Miotti, presidente del Consiglio Comunale a San Giorgio in Bosco. Una scelta, la sua, dettata più che da ragioni politiche, da questioni pratiche che anche come amministratore si trova ad affrontare. Non sono mai stato un vero sostenitore dell'indipendenza del Veneto, l'ho sempre ritenuta una buttata, però penso che mai come in questo momento siano proprio i cittadini a chiedere che ci sia una maggiore autonomia e una maggiore possibilità di spendere i soldi come i veneti vogliono. I veneti dunque stanchi di versare i soldi a Roma e di vedere pullman di persone che vengono in Veneto per partecipare a qualche concorso sarebbero pronti ad autotassarsi, tra virgolette, pur di dare avvio al referendum. Io penso che ci sarà una grande adesione e molte persone doneranno. Pochi minuti fa un mio amico di Campo San Martino ha donato 500 euro, segno che la gente ha veramente voglia che questo referendum sia fatto e venga celebrato nei tempi più stretti possibili. E intanto proprio in giornata è stato depositato dall'avvocato Cacciavillani e il professor Bertolissi per conto della Regione Veneto l'opposizione davanti alla Corte Costituzionale nei confronti dell'azione avanzata dallo Stato italiano. Mentre la strada verso il referendum sembra avere il suo percorso avviato, tra gli industriali c'è chi fa dei distinguo. Sì, gli darei questi 20 euro, però non ritengo che questo referendum sia da fare perché ritengo che l'Italia debba restare unita. Io penso che sia una cosa che va ponderata, che va studiata molto attentamente a seconda anche delle esigenze del mercato, alle esigenze dell'azienda stessa. In attesa di raccogliere 14 milioni di euro, questa è la somma necessaria per finanziare il referendum, c'è chi da indipendentista è contro come il movimento plebiscito.eu, che considera il referendum regionale una farsa. Adesso ne vogliono un altro. E perché? Perché ne vogliono un altro? Perché non riconoscono il nostro? Noi non abbiamo nulla a che fare, noi siamo gli unici testimoni mandatari dell'indipendenza dei veneti. Noi abbiamo già deciso, i veneti hanno già deciso, queste cose sono organizzate dall'Italia per fare in modo che il Veneto non se ne vada da questo paese.